Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo quali sono gli influssi che riceviamo oggi, mercoledì 19 febbraio 2020, e cosa possiamo aspettarci da questa giornata. Prima però di cominciare vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Questo giorno, governato da Mercurio, è un giorno sicuramente dinamico dove avremo molti scambi, molte comunicazioni, il contatto con gli altri si fa più pronto, più veloce e non solo questo, anche la possibilità di essere contattati dall'estero o di avere a che fare con l'estero o ancora di sentire fratelli, sorelle poter anche doversi spostare, piccoli, brevi e rapidi spostamenti anche frequenti. Una giornata ottima, eccellente per le intermediazioni, per gli scambi di qualsiasi tipo, per i commerci. Dunque una giornata che sotto questo aspetto si mostra abbastanza vivace. Che dire però sull'influsso della giornata? Oggi non è delle giornate più straordinarie che possiamo annoverare o che abbiamo analizzato finora, è una giornata che non darà moltissimo, nel senso che avremo sicuramente modo di avviare delle cose nuove, di farci avanti, oppure anche di essere contattati per qualche lavoro, però sarà sempre un po' o sottopagato o qualcosa che non sarà completamente soddisfacente, qualche cosa magari ci metterà alla prova, magari non ci sentiremo sicuri di questa cosa o sarà un accordo, un qualsiasi tipo di contatto non favorevole, non duraturo, dunque oggi meglio non avviare nulla o se avviamo non dobbiamo contarci più di tanto, prendiamola come un gioco e soprattutto non lasciamo che qualcosa oggi possa segnarci o dirci chi siamo e cosa siamo, perché è una giornata dove saremo un pelino sottotono e l'autostima potrebbe vacillare, pertanto ehm, restiamo tranquilli, potremmo essere presi da un certo entusiasmo, dalla volontà di darci da fare per gli altri e probabilmente ci verrà riconosciuta la nostra bravura, la nostra capacità, però per quanto possano dirci di essere soddisfatti, qualcosa dentro di noi ci lascerà insoddisfatti. Dunque non è un qualcosa che dipenderà dagli altri, ma per la maggior parte dei casi potrebbe essere una nostra percezione. Fermo restando che la Luna oggi attraversa ben 12 costellazioni, il che significa che lo scenario per questa giornata è estremamente variegato, però non bellissimo. Cioè, ci sono sicuramente delle costellazioni favorevoli, dunque in alcuni momenti della giornata le cose andranno in modo anche positivo, è possibile che faremo comunque qualcuna delle nostre attività ci lascerà comunque contenti, però nell'arco di questa giornata in più occasioni avremo dei momenti difficili o comunque impegnativi. Perciò è possibile che il partner o lavorativo o il partner sentimentale sia distante, oppure che ci sia una distanza di vedute e dunque si percepisca una divisione, una separazione, o ancora che non ci sia un accordo, che magari una delle iniziative non vada poi in porto per mancanza di accordo fra le parti o ancora la possibilità appunto di avere a che fare con persone eh, non troppo favorevoli e che potrebbero aspettare giusto un pretesto per innescare qualche discussione. Non è giornata in cui noi volutamente
andiamo a cercare un motivo per discutere, piuttosto è una giornata dove avremo più desiderio di essere diplomatici e concilianti. Però ciò non toglie che in alcuni casi alcune persone, in base alle costellazioni del proprio quadrato di nascita, pertanto in base alle costellazioni che formano il loro cielo di nascita, visitate appunto dalla Luna il giorno della loro nascita, possano invece inclinarle a avere invece degli atteggiamenti più aggressivi in certe circostanze. Dunque, in base anche a questi fattori, le risposte che noi diamo agli influssi astrali che riceviamo quotidianamente in modo dinamico possono essere molto diverse da soggetto a soggetto. Perciò, in linea di massima, possiamo dire che avremo la tendenza a essere diplomatici, ma qualcuno potrà invece cedere con gli influssi di aria non favorevoli, potrebbe essere velenoso e caustico parlando, qualcun altro potrebbe essere aggressivo, poiché gli eccessi di fuoco, per esempio, possono rendere le persone più pronte a esplodere, anche se poi molto velocemente si accendono, molto velocemente si spengono. Gli eccessi invece di terra potrebbero determinare delle reazioni di carattere nervoso gli eccessi d'acqua delle reazioni generalmente molto emotive e comunque inclini anche alla discussione e alla polemica. Perciò diciamo che è possibile che se si dovessero innescare delle discussioni o delle incomprensioni sarà sempre perché la persona, così come noi, saremo portati a capire male, a fraintendere e possibilmente a sentirci colpiti in un punto dolente. Dunque cerchiamo di resistere, di capire che sono influssi astrali, che noi non siamo questi influssi, che questi influssi sono passeggeri. Dunque in questo caso riusciremo a esorcizzare questi simboli e a uscire più o meno indenni dalla giornata di oggi. Comunque non è una giornata tutta da buttare, come ho detto, ci saranno sicuramente anche dei momenti favorevoli, però in un bilancio giornaliero dovessi dire alla fine della giornata dare un voto, è una giornata da 5, forse 5 meno meno. Va bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Noi ci ritroviamo qui domani sempre su questo canale per le previsioni del giorno. Un abbraccio a tutti, buonissima giornata, anche se è così così. A presto.